Allora, cari telespettatori, ben ritrovati con noi, ben ritrovato al nostro sempre graditissimo ospite che è Sergio Taurino, presidente regionale dell'ADOC, Associazione dei Consumatori Veneto. Ben ritrovato, presidente. Grazie anche a te, Elena, buongiorno a tutti. E quando ci vediamo ne affrontiamo sempre le rogne, sempre i problemi, mai qualche volta qualche notizia positiva. E abbiamo dovuto un po' variare quella che era la tematica prevista, ma l'affronteremo, che sarà il problema post vacanze, quindi problemi con i pacchetti, con strutture inesistenti, con tante piccole, grandi, lo sappiamo per chi le affronta, questioni, ma sarà la prossima volta, perché adesso urge affrontare un tema di attualità, di stretta attualità e per noi consumatori quotidiana, ovvero questa benedetta impennata del carrello della spesa. C'è la notizia, parte tutto da una notizia, cioè c'è un'indagine dell'antitrust che è stata sollecitata, si sta svolgendo, c'è la possibilità fino alla fine del mese da parte delle entità interpellate di presentare delle osservazioni. Comunque sostanzialmente l'autorità farà questa indagine e si concentrerà in particolare sul ruolo svolto, io sto leggendo proprio tratto dal sito dell'antitrust, delle catene distributive nella ripartizione del valore aggiunto lungo la filiera agroalimentare e nella formazione dei prezzi finali. Eccolo qua. Allora, che cos'è sta cosa? Voi vi siete anche pronunciati, ho visto, come ADOC e del Presidente a livello nazionale e non solo voi. Allora, sia la nostra Presidente Annarea che i presidenti delle altre 20 associazioni, quasi tutti si sono pronunciate con i loro apicali, perché hanno riscontrato, ognuno di noi ha un osservatorio dei prezzi, chiaramente noi a Padova abbiamo l'osservatorio il comune, io rappresento anche l'associazione dei consumatori, quindi una volta al mese, la prima settimana del mese, mi confronto con quelle che voi state vedendo, per esempio con questo grafico, mi confronto con le categorie sia produttive sia anche con l'associazione, tramite l'associazione dei consumatori, sui rincari o sulla variazione dei prezzi al consumo. Quindi l'ha appena fatta perché la prima settimana del mese? L'abbiamo fatta il 9 di gennaio, sì, 9 di gennaio. Perfetto. Quindi nel 9 di gennaio noi abbiamo sia un grafico dell'inflazione, io ho portato quella di ottobre perché quella di novembre sta uscendo adesso, per quanto riguarda le variazioni dei prezzi al consumo a Padova, e nel grafico poi dopo, se poi dopo lo state guardando, ci sono le varie tipologie e categorie chiaramente con le variazioni sul consumo. Attenzione che a noi risulta che a livello nazionale, riportato sempre dall'ADOC, dicembre ha presentato un più 2,2%. Quindi se voi non mettete conto dicembre, dove c'è stato anche dei servizi di trasporto, un'impennata, sto parlando voli, aerei, pacchetti vacanze, eccetera, diciamo che è peggio di quel che vediamo adesso, chiedo appunto di domanda. Certo, allora il discorso è anche, dipende anche, come hai detto tu, dal periodo. A dicembre chiaramente già si sono quasi esaurite tutte le prenotazioni per quanto riguarda i trasporti, perché la gente che chiaramente voleva viaggiare o in treno, in aereo, eccetera, ha prenotato anzitempo, per cui a dicembre poi dopo noi raccogliamo tutte quelle che sono le variazioni tariffarie di dicembre. Ma è importante anche capire che a dicembre entriamo nelle festività, entriamo nell'epoca a gennaio dei saldi, quindi nelle festività si coglie proprio il core business dei commercianti. Quindi sia per quanto riguarda l'alimentare che per quanto riguarda le spese voluttuose, dalla gioielleria, tessuti, eccetera. Quindi se c'è il core business ne approfittano per alzare un po' i prezzi, cioè aumenta la domanda e quindi è fisiologico. Penso che i telespettatori si rendano conto che fine novembre fino a dopo Natale, circa Capodanno, eccetera, i prezzi proprio hanno inspiegabilmente, delle variazioni, dei balzi in avanti abbastanza poco condivisibili prima di tutto. Ma nella commissione prezzi noi valutiamo quello che
la variazione reale rispetto all'inflazione di quelle che sono le variazioni dei prezzi dagli alimentari per andare a finire alla comunicazione, ai servizi sanitari, ai prodotti, gli abbigliamento e calzature, l'acqua, l'elettricità e le abitazioni. Uno mi dice, ma cos'è, a dicembre le abitazioni, l'acqua aumentano? No, l'Istat fa tutta una serie di valutazioni in base alle categorie e io avevo portato anche se vogliamo mostrarlo ai telespettatori, l'indice dei prezzi al consumo a Padova per divisioni di spesa. Cosa significa? Per varie tipologie di beni e servizi. Per varie tipologie di beni e servizi. Ma sostanzialmente nel Padovano cosa è? Nel Padovano, se noi vediamo a destra, se i nostri telespettatori guardano a destra variazioni percentuali, l'ultima colonna, novembre 2025 e novembre 2024, no? Ci racconta quanto veramente è variato il prezzo da novembre 2024 a novembre 2025. Non si prende dicembre. Ci dica in che cosa... Se noi guardiamo, vediamo 1,4, 1,1, 1,6, cioè come se dall'anno scorso a quest'anno i prezzi fossero variati dell'1, l'1,5%, il 2%, addirittura sono scesi... In su o in giù? In su. Magari le comunicazioni sono scesi del 5,3%. Ma questi sono valori statistici, cioè sì. Quindi vengono prese tutte le medie di tutti i prezzi, di tutti i prodotti, di tutti i negozi, delle grandi distribuzioni, eccetera, e viene fatta una statistica. Cosa dice il cittadino oggi, il consumatore? Noi abbiamo ricevuto a dicembre parecchie segnalazioni, sia nella piccola distribuzione che nella grande distribuzione. Adesso viene fuori che stanno indagando la grande distribuzione perché se l'inflazione è stata del 17% dal 21 al 25, come mai tu, grande distribuzione, hai aumentato i prezzi fino al 21%? No, qui dice fino al 24,9%. Beh, 24,9% è proprio quello totale, ma sì, scusatemi, sì, avete ragione, 24%. Allora, questo surplus del 7%, da dove deriva? Perché? Anzi, la grande distribuzione, no, doveva essere, come dire, il collettore per il consumatore a cercare delle soluzioni migliorative per quanto riguarda i prezzi. Cioè le catene alimentari di grande distribuzione sono di alto livello, quelle di medio livello come qualità, e quelle poi dopo che chiamano discount, una volta si chiamavano discount, che offrono dei marchi, attenzione, dei marchi che non sono i marchi diciamo di eccellenza, ma sono dei marchi che potrebbero essere meno costosi perché sono a chilometro zero, perché non hanno una grande distribuzione. Più che di eccellenza blasonati. Ma quelli che sono stati indagati, Elena, sono le catene distributive. Cioè cosa vuol dire? Io non voglio fare nomi e cognomi, però quelle grandi catene che hanno 3-4 grandi marchi, ma vi dico, non facciamo quelle sono quelle catene che dovevano aiutare il consumatore a risparmiare mantenendo un livello di qualità che fosse, diciamo, accettabile per un consumatore. Cosa è successo? Prima della trasmissione io e te stavamo parlando che in ogni caso la gente comincia a comprare meno alcuni prodotti che, guarda caso, guardando questo grafico, sono aumentati del 7 e l'8% da un mese all'altro, cioè da ottobre a novembre e a dicembre di più ancora, ve lo dico. Per cui carne, alimentari, carne, latte, uova, formaggi, io vi avevo mandato anche in televisione, avevo mandato una prodotto per prodotto dettagliato. Qua lo vediamo. Se vai a vedere, eccoli qua. Se vado a vedere la carne è aumentata, quella così suina, del 7%. Poi trovo che la frutta rispetto all'anno scorso, del 7% da un anno all'altro chiaramente, no? E poi dopo tutti gli alimentari, guarda caso, quelli che sono di maggior consumo, latte, carne, uova, formaggi e qualche altro, diciamo. Sto pensando al caffè, sto pensando al tè. Andate a vedere, sono aumenti a 2 cifre e rotte.
a due cifre. Allora, la carne ci risulta 29,6% per esempio, sì, che è abbastanza. Il pane 6% è abbastanza, perché il pane dovrebbe essere di consumo ti rendi conto il frequente. pane 6% cosa sia? Certo, è una bomba, 6%. È tanto, come anche la carne, per esempio, carne di bovino adulto abbiamo il 5%. Latte, formaggi e uova, peraltro sappiamo che latte e formaggi hanno avuto un calo di consumo, perché qua risulta il 20% di aumento, 20 è tantino, e giustifica il fatto che la gente magari ne consuma anche di meno. La frutta 12%, frutta fresca refrigerata 12 e 10%, insomma queste sono cifre abbastanza significative. I vegetali 18%. Presidente, qua sono tante, tutto il resto può essere una cifra sola, però insomma se magari i piselli hanno solo un 31 solo rispetto ad altri, insomma tutto il resto mi sembrano cifre rilevanti. Ma allora niente dice che possono aumentare i prezzi, perché anche in altri paesi d'Europa sono aumentati, ma sono aumentate anche le retribuzioni, per cui se io prendo X più Y più Z sì, ma è così, perché se io guadagno di più posso permettermi di spendere di più, ma se guadagno sempre lo stesso e il mio potere viene eroso, cosa succede? Che uno spende di meno e non compra più quei beni che costa massa, come si dice in dialetto. Vogliamo aggiungerci anche un altro piccolo particolare? Nella distribuzione, diciamo, discount, tra virgolette, no? Ci sono dei prodotti che magari uno dice: ma come mai costa così poco rispetto a quel marchio, no? La stessa merendina, non so. Vogliamo, cari consumatori, cominciare a fare proprio, a leggere le etichette? Vogliamo cominciare a leggere bene dove vengono prodotti i materiali, se sono dei materiali di un certo luogo, di un certo tipo, eccetera. Perché se io penso alla pasta, adesso qualcuno mi querela, so già chi, se penso alla pasta e dico andate a vedere dove sta scritto grano italiano. Di tutti quei 7-8 marchi, 10 che ho visto qua sul mercato, solo 2 sono grano italiano, e alcuni marchi famosi dicono UE o extra UE, che significa grano canadese, quello col glifosato famoso. Allora io dico, tante volte bisogna incominciare a guardare, avere quella preoccupazione di alimentarsi anche sani, di alimenti sani, che magari qualche volta possono sviarci, perché in base al loro prezzo ci possono sviare, ma che molte volte ci possono dare quel premio di qualità, perché magari la grande distribuzione, quella di catene distributive, non reclamizza e non ha interesse a reclamizzare, perché la sua percentuale, perché tu lo sai che se io metto sullo scaffale ad altezza occhio, no? Il produttore mi deve fare uno sconto maggiore a me, grande distribuzione. Se lo metto sottoterra, no? Mi deve dare di meno. Quindi già mettere in evidenza i prodotti già ha un costo per il contadino, per il produttore, come se contadino. E poi parliamo anche che ci sono i famosi mercati che invadono chiaramente tutte le nostre città, i nostri paesi, eccetera, e che a livello di qualità possono anche garantire, per carità, una qualità di un certo tipo, ma a livello di prezzo non sono concorrenziali. Vogliamo dirlo? Che non sono concorrenziali, e poi arriva giustamente Elena che mi dice: ma se non prendo più soldi, dove vado a spendere questi soldi se non ce li ho per poter comprare prodotti magari di qualità e che mi diano la possibilità di scegliere anche a livello anche quantitativo e qualitativo. Oggi anche io sto contestando, e lo contesterò, no? Queste confezioni enormi, no? Con la scusa che ti fanno lo sconto del 20, del 30, eccetera, e poi dopo torno a casa e siamo in 2. Se ho comprato 2 kg di petti di pollo, dopo delle 2 l'una o lo risurgelo, e già là faccio una cretinata, perché la carne, una volta che è stata però magari fresca, uno la quando puoi è in 2 surgelare, non lo prenda, ma chi ha i figli magari gli fa fare la settimana figli, eccetera, chi ha le famiglie numerose lo può fare, ma le confezioni famiglia poi dopo sappiano i consumatori
e ci sono state inchieste, io ti ho fatto una citazione di un'inchiesta che viene fatta su come vengono rietichettate le confezioni, su come, magari sul fresco parlo di carne, parlo di pesce, parlo di formaggio e parlo di salumi, per cui bisogna sempre stare attenti, guardate l'etichetta, cercate di essere anche propositivi nel voler comprare quello che cerchiamo di comprare, diciamo, con grano salis, con cognizione di causa. Le offerte ci saranno sempre, cioè, e mo facciamo come quello che vende dove stiamo seduti noi, che dice scade domenica prossima. No, adesso mi correla anche lui che sta qua vicino. No, le offerte ci saranno sempre perché il mercato vive della concorrenza e la concorrenza è quella che poi dopo produce qualche volta qualche piccolo disastro, perché noi consumatori, io per primo, mi confesso, appena vedo un 3x2 e mi fermo, è un riflesso pavloviano, lo chiamo io, no? Come il cane, anche se che... la GDO interpellata ha detto che il 3x2 non lo fa quasi più. Brava, ecco, guarda caso, è finito il 3x2. Allora dai, torniamo dai, su questi finiamola. temi, però interrompiamoci per qualche secondo di pubblicità tra poco.